E allora eccoci, buona serata nuovamente ai nostri telespettatori e benvenuti nello studio di TV7 Match per questa nostra puntata dedicata, come vi abbiamo detto prima della pubblicità, in parte alla storia, in parte all'attualità. Risaluto e ripresento gli ospiti che abbiamo in studio, il professor Mario Coglietore, buonasera, grazie per essere con noi, uno storico. Buonasera al professor Patrizio Zanella, anche lui docente di storia. Buonasera a Damiano Fusaro in collegamento. Un altro conoscitore della storia. Allora, torniamo indietro, iniziamo da quel novembre-dicembre del 1943, si viene alla prima grande riunione dove ci saranno i tre grandi, ma questa sera è la ricorrenza di Teheran. Però non possiamo lasciare, diciamo, scoperto i fatti successivi, quindi entreremo anche nelle riunioni successive e cercheremo di capire la differenza che c'è tra la prima, che ha un equilibrio di un certo tipo, poi la seconda che invece assumerà connotati diversi e abbiamo sempre la presenza di Roosevelt, la terza invece Roosevelt sarà già morto, poveretto, e invece sarà presente Truman e vediamo come cambierà la faccia della terza riunione che viene appunto a Potsdam. Allora a questo punto, prego. Partiamo con un contributo subito, direi che possiamo introdurre la riunione di Teheran con questo contributo, dopo iniziamo a parlare con i nostri ospiti, vediamo assieme. Febbraio 1943. Dopo la vittoria di Stalingrado, il morale delle truppe sovietiche è altissimo. I soldati dell'Armata Rossa ora sanno di poter sconfiggere i tedeschi. Hanno armi più moderne, nuovi carri di tipo T-34 capaci di battere i potenti Tiger. Alla metà di luglio parte l'offensiva sovietica. I russi incalzano i tedeschi sul Dniepr, a Kiev e a Smolensk. È l'inizio di un'avanzata che durerà quasi 2 anni e si arresterà solo una volta vinta la battaglia di Berlino. Gli anglo-americani intanto hanno eliminato italiani e tedeschi dal Nord Africa, poi si sono insediati in Sicilia, in Sardegna e nell'Italia meridionale. Le forze aeree alleate bombardano incessantemente le industrie belliche e i centri di comunicazione dei nazisti in Germania. Su entrambi i fronti della guerra la vittoria sembra più vicina, ma gli alleati sanno che per vincere occorre pianificare una strategia comune. E sanno anche che le questioni strategiche si intrecciano ormai sempre più con quelle politiche. Viene fissato un incontro fra i 3 leader alleati a Teheran per la fine del 1943, nel quale discutere del futuro della guerra e dell'Europa. Ecco qua, allora questi sono, diciamo così, i fatti del 43 che portano a questa decisione di trovarsi per decidere. C'è qualcos'altro da aggiungere, professor Coglietore? No, rispetto alla ricostruzione che avete proposto direi di no. Allora, l'orientamento che hanno a Teheran è quello di discutere di questioni militari da una parte e dall'altra parte direi che il vero grande problema è la Germania. Quindi stanno già pensando a cosa fare della Germania, questione di non facile soluzione naturalmente e infatti poi cercheranno di trovare anche nelle conferenze successive un accordo definitivo. C'erano delle preoccupazioni in quel momento di carattere assolutamente strategico militare perché la guerra stava infuriando e c'era un problema di contenimento delle armate tedesche sicuramente e soprattutto direi, lo lancio come provocazione, un contenimento anche delle armate sovietiche che poi qualche problema avrebbero potuto darlo successivamente. Da questo punto di vista direi che la figura chiave è quella di Roosevelt, nel senso che Roosevelt arriva a quelle conferenze forse già da prima di Teheran, perché c'erano state altre 2 sia a Casablanca che al Cairo, sempre nel 43, all'inizio del 43, e poi il Cairo sarà poco prima di Teheran. Io credo che lui avesse già il problema reale, oggettivo di contenere Stalin e arrivare a un accordo.
Direi che aveva molte meno preoccupazioni per ciò che concerne Churchill, perché l'Inghilterra era già in una posizione, direi, minoritaria complessivamente già all'epoca. Comunque il 1943, anche per altri motivi, poi se volete ne parliamo, è un anno chiave, devo dire, rispetto alla storia del Novecento, della Seconda Guerra Mondiale e anche di tutto ciò che sarebbe arrivato subito dopo. Perché parla di contenimento di Stalin? Perché bisogna trovare un accordo con Stalin, sicuramente. Sì, ma contenimento cosa vuol dire? Contenimento vuol dire che Stalin arriva a 80 km da Berlino, a un certo punto. E quindi lì c'è un problema di capire cosa sta succedendo. Questa fa parte di quegli episodi poco raccontati o sui quali si sorvola. Non c'era solo il problema dell'arrivo delle truppe sovietiche quasi dalla parte americana, c'era anche il problema di... Ma 70 km avviene a Yalta. Prego? E il grande attacco avviene prima o durante la riunione di Yalta, siamo a Teheran qui. Sì, ma lei come sa gli americani contribuiscono molto anche al sostentamento della tecnologia militare dell'Unione Sovietica, e quindi fin dai primi incontri, secondo me, Roosevelt aveva questa situazione ben chiara. Tenga anche presente naturalmente che c'era da contenere, uso il termine contenere perché è quello che mi piace di più, forse ne possiamo trovare un altro, bisogna fare i conti anche con ciò che gli americani e il potere politico e finanziario americano si aspettava da Roosevelt, infatti molto, molto criticato. Ecco, allora, lei ha aperto una buona cosa. L'aspetto finanziario di questa guerra in America come viene affrontato? Siamo all'indomani praticamente da 10 anni dalla grande crisi, 12 anni dalla grande crisi del 29, però l'America riesce a mettere in piedi un'industria pazzesca in pochi anni, perché praticamente era disarmata al momento del grande conflitto, cioè al momento in cui succede la seconda guerra mondiale in Europa, parte il riarmo americano, anche se Roosevelt dice l'America non entrerà mai in guerra e vincerà diciamo, le sue elezioni proprio su questa base. Prego. Per comprendere la portata di questi 3 vertici, di queste 3 conferenze, è bene avere un quadro anche non solo diplomatico ma anche geomilitare della guerra in corso. Tutte e 3 queste potenze hanno un unico obiettivo, stiamo parlando di 3 grandi potenze, appunto, America, Gran Bretagna e appunto e Russia, con un unico nemico davanti che è appunto Adolf Hitler. Stalin dovrà però ammettere di aver sbagliato a sottoscrivere il patto Molotov-Ribbentrop e farà questa missione almeno per concedere questa benevolenza ai nuovi alleati che adesso deve trovare l'accordo per condurre fuori dalle secche anche la guerra che ormai già aveva uno scenario compromesso sui vari fronti. Ma parlando dei vari fronti, ecco l'importanza di tenere presente per me la visione geopolitico-militare. C'era in atto una cosiddetta morsa a tenaglia contro la Germania, sulla quale bisognava assolutamente intervenire sui 3 fronti. A est, in cui la Russia già aveva fatto questa controoffensiva alla provocazione nazista e quindi si era già ripresa tutto lo spazio ed era già alle porte di Berlino, come è stato ricordato. C'era già l'iniziativa a sud, uno sbarco appunto in Italia, che anche lì però tutto si era fermato sulla linea gotica, non si dava ulteriore pressione per questa ulteriore avanzata da sud, e poi c'era lo sbarco a ovest, appunto, ipotizzato e caldeggiato già a Teheran una prima volta. Se non teniamo presente queste 3 diciamo, manovre che gli alleati, cioè questi 3 grandi, avevano in mente di portare come offensiva finale verso la Germania, ci perdiamo tutto il quadro d'insieme, perché a seconda dei chilometri di avanzamento da un fronte all'altro poi si generano quelle questioni
che dovranno dirimere i capi di Stato in queste 3 conferenze. Ma io direi che c'è ancora un'altra premessa. Il collega ha ricordato Casablanca, ha ricordato qualche altro incontro, ma non è da misconoscere, a mio avviso, anche se non c'era Stalin, quello che fanno Roosevelt e Churchill diciamo, nelle coste di Terranova con la Carta Atlantica. Siamo nel 1941. Qui è la prima volta che si incontrano i due, cominciano già forse a intendersi, quindi c'è già un contesto che li fa sentire colleghi anche di obiettivi, e le basi di quello che già loro due stabiliscono alla Carta Atlantica in una nave, mi pare che fosse un cacciatorpediniere inglese, cacciatorpediniere inglese, ecco, proprio lì abbiamo le basi dei principi che saranno poi meglio enucleati nelle 3 conferenze successive. Ecco, per i nostri telespettatori, quella Carta Atlantica, tendo a informarli, che è ancora in funzione. Cioè l'accordo che c'è stato tra Roosevelt e Churchill è ancora in funzione. E da quello nasce il famoso sistema Ocelon di controllo planetario, va bene, che collega tutti i nostri telefonini a una centrale americana, per cui non a caso Trump dice non voglio 5G perché sennò ho un concorrente che si chiama Cina. Questa è in funzione da sempre e naturalmente cammina con la velocità della tecnologia, quindi noi siamo assolutamente, totalmente controllati, non solo attraverso i satelliti ma anche attraverso delle piattaforme, ce ne sono in Canada, Stati Uniti, quindi tutte le zone controllate da questi 2 diciamo, regni, questi 2 imperi. Australia, Canada, Stati Uniti e Australia, Israele, e Israele è strategica perché anche questa ha una piattaforma, altrimenti non sarebbe sufficientemente collegabile, sarebbe un'area diciamo abbastanza abbandonata, quella del Medio Oriente invece è strategica. Ma l'economia a questo punto, non abbiamo una guerra dentro una guerra? Se vogliamo vedere una strategia a 360 gradi, abbiamo un pianeta dove è vero che la Germania ha attaccato la Russia e come Napoleone ha sottovalutato il potenzialità e soprattutto l'elasticità che la Russia nell'assorbire i colpi e poi girarsi contro e ottenere il risultato finale. Questo l'ha sottovalutato sia nella Prima Guerra Mondiale, poi successivamente e nella Seconda. Ma pur gli Stati Uniti offrendo milioni di tonnellate di materie prime e di diciamo, tecnologia, cioè il camion piuttosto che altre cose, non si impegna eccessivamente sul conflitto, così come avviene con l'Inghilterra. Peraltro l'Inghilterra cerca di scaricare, a proposito dell'incontro a largo della Nuova Inghilterra, cerca di scaricare sulla schiena degli americani un conflitto che altrimenti avrebbe totalmente perso, perché potete immaginare che potenzialità. Allora Roosevelt cosa fa? Crea il lease, che sarebbe un prestito a lunga, cioè ti vendo una cosa, me la pagherai quando potrai pagare, da cui poi nasce il leasing, si comprano le auto adesso. Ma come fa a sostenere con una forza così economicamente importante, a sostenere lo sviluppo della tecnologia bellica degli Stati Uniti, il proprio e anche quello dell'Inghilterra? Però tutto questo non si riflette sul fronte, perché gli Stati Uniti e l'Inghilterra facciamo la guerra in Africa, lo sbarco in Sicilia, teniamo presente che l'Italia ha subito 500.000 soldati catturati in Africa, quindi la Sicilia era abbandonata a se stessa. C'era già un accordo tra il re e
Eisenhower, re d'Italia, Vittorio Emanuele III, c'era già un dialogo che si cercava di portare a una conclusione dove l'Italia sarebbe uscita dal conflitto, quindi lo sbarco in Sicilia non è lo sbarco in Normandia, è una passeggiata, anche se Mussolini gridava li fermeremo sul bagnasciuga, poi invece questi si sono lavati, sono saliti e sono arrivati tranquillamente a Palermo, come ha fatto Garibaldi, no? Ecco. Ma lo sforzo bellico poi, non economico, lo sforzo bellico dei due alleati, Inghilterra e Stati Uniti, è comparabile non per diciamo, come strategia, c'è una strategia dietro che si rivela proprio in questo incontro. L'economia americana prima della guerra è solo rivolta al proprio interno. Le campagne elettorali, se andiamo a vedere di Roosevelt, sono all'insegna di non allargarsi, di non coinvolgersi in nessun conflitto fuori dai propri confini, e questo sarà ribadito, ci vuole Pearl Harbor perché l'America prenda atto che non può rimanere in una posizione isolazionista. Tuttavia questo coinvolgimento fatto con fatica perché deve far digerire un elettorato uno sforzo economico non indifferente, è ben predisposto con tutti gli investimenti che poi saranno vincolati gli alleati, tutti i paesi che ne fanno parte, poi per recuperare tutto quello che la guerra ha distrutto. Gli alleati sono obbligati a rivolgersi all'America come fonte di produzione di materie prime. Quindi solo questo giustifica, ma il cosiddetto intervento di guerra americano è proprio determinato perché sentono alle porte il nemico, sentono che il Giappone, che ormai era lì che spingeva e già l'aveva provocata non solo con Pearl Harbor ma anche in altre occasioni, sentono che si deve assolutamente entrare in guerra. Fusaro, ma veramente gli Stati Uniti non avevano alternativa col Giappone se non entrare in guerra? E poi l'entrare in guerra col Giappone, gli obbligava a entrare in guerra in Europa? Diciamo che ci sono due scuole di pensiero, c'è la vulgata tradizionale che appunto spiega come dopo Pearl Harbor gli Stati Uniti entrano in guerra perché si sentono minacciati. Da un'altra parte si dice invece che gli Stati Uniti facciano di tutto per entrare in guerra. Quindi sono già scuole di pensiero abbastanza differenti. Non per niente Sindaco, anche a Teheran non parliamo di linee di pensiero, parliamo di fatti. Cioè, Pearl Harbor è l'attacco dei giapponesi agli Stati Uniti. È così dirompente a costringere gli Stati Uniti a entrare in guerra con l'Europa? Certamente no. Allora, se vogliamo dir di sì, possiamo anche dir di sì. In realtà diciamo che come tutte le cose bisogna analizzare in maniera critica e dargli il giusto peso ai vari avvenimenti. È sicuramente uno degli avvenimenti e serve a giustificare l'intervento degli Stati Uniti, però è chiaro che se gli Stati Uniti non avessero avuto interesse a entrare in un conflitto non sarebbero entrati, peraltro non sarebbe stato altro che uno dei fenomeni che sarebbero successi. A Teheran, tra l'altro, un'altra delle cose che viene chiesta è anche l'intervento dell'Unione Sovietica in supporto degli Stati Uniti contro il Giappone, quindi anche questo viene valutato durante la conferenza di Teheran. Ma la cosa importante della conferenza di Teheran, o meglio, quello che si denota durante la conferenza di Teheran è in realtà anche un po', se vogliamo, la diminuzione dell'importanza della Gran Bretagna. Non per niente Churchill, quando tornerà da questa conferenza, avrà modo di dire che da una parte vi era l'orso russo, dall'altro il bisonte americano, che stridolavano in mezzo l'asinello britannico. E dirà tra l'altro sempre in questa confessione a Lady Violet che non si è mai sentito così, ha capito quanto piccolo fosse il loro Stato, perché in realtà si denota già questo nuovo sistema che andrà a crearsi con due blocchi, qui l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Professor Coglitore,
Ma gli Stati Uniti perché entrano in guerra con l'Europa? Con l'Europa, con la Germania nazista. Con la Germania, allora farei un po' di chiarezza. Il conflitto verso l'Europa, il conflitto verso l'Oriente. Farei un po' di chiarezza in questo senso. Allora, per prima cosa, gli Stati Uniti sono già fortemente in credito con l'Europa dalla fine della Prima Guerra Mondiale, questo cerchiamo di dircelo chiaro, e quindi l'Europa in qualche modo stava già pagando. I rapporti commerciali con l'Europa sono fittissimi e strettissimi. Le ricordo, e poi se c'è modo parliamo meglio della famiglia Dulles, che John Foster Dulles, segretario di Stato tra il 1953 e il 1959 con Eisenhower, quando era diplomatico, giovane, piuttosto giovane, nel 1933 firma un trattato che è un accordo quadro con Schacht, che all'epoca era il ministro delle finanze, dell'economia, nazista, per consolidare i rapporti commerciali tra Germania e Stati Uniti. Quindi Hitler è vero che è il nemico, però dell'ultimo minuto. Quindi attenzione anche a tutta l'opera di propaganda che in quel momento e successivamente è stata costruita su questa questione della Germania nazista. E questo per dire una. Per Arbus, secondo, come lei sa, qualche anno fa sono stati decretati con i documenti che erano fino a quel momento segreti a Washington, credo. Sull'attacco di Pearl Harbor sono state fatte parecchie ipotesi. Diciamo che è venuto al momento giusto, faccio così, visto che lei è molto attento ai fatti della storia, per non fare dietrologia, diciamo che al momento opportuno i giapponesi attaccano. Lo sapevano o no gli americani? Non lo so, forse sì, forse no. Resta il fatto che quella è l'occasio belli, come si dice, no? E poi a questo punto c'è modo di uscire per l'ennesima volta dai propri confini, parlo degli Stati Uniti, e rimettere a posto le cose a livello internazionale. Fino adesso non abbiamo parlato di tutto lo scenario. Per 2 anni Giappone e Stati Uniti, USA, hanno degli incontri molto importanti su dividere l'influenza di ambedue le potenze nell'Oriente. Le chiedo scusa. Però questo trattato che viene esteso e viene consegnato a Roosevelt è a conoscenza di questo fatto, Roosevelt lo lascia, lo deposita su una bella scrivania e lo lascia là. Però succede per l'Arbor. Sì. Allora c'è il problema dell'Asia, di tutto lo scenario asiatico e soprattutto della Cina, che vedo che non abbiamo ancora nominato, perché anche quello era un bel problema, e non solo l'Unione Sovietica. L'investimento che fa è sicuramente politico, parlo di Roosevelt ovviamente, ed è sicuramente economico nel momento in cui attivare la propria industria e far produrre materiale bellico significa anche poter vendere. Dopodiché, sto sintetizzando, chiedo scusa, c'è un altro piccolo dettaglio che forse a lei interesserà particolarmente. Come sa, il sistema in vigore all'epoca era il gold standard, no? Sì. Bisogna uscirne dal gold standard perché agli americani non serve. Non serve molto se vogliono rilanciare il dollaro come moneta forte e quindi per rendere ancora più forte la loro economia. Tant'è, e dopo veramente su questa questione questo è interessante. Tant'è che nel 1944, come lei sa, nel luglio, cioè quindi fra Teheran e Yalta, una cosa di cui si parla relativamente poco, oppure si parla, ma insomma bisogna essere storici dell'economia, si incontrano a Bretton Woods. E Bretton Woods è il punto di torsione. A Bretton Woods, come lei sa, non soltanto viene istituito il Fondo Monetario Internazionale, ma c'è un sistema di cambi fissi che viaggia sul dollaro e il dollaro naturalmente viaggia sull'oro. Di conseguenza in quel momento, e siamo soltanto nel luglio del 44, sono appena sbarcati in Normandia nel giugno del 44, in quel momento lì lei capisce bene che gli Stati Uniti come blocco di potere, il loro presidente in quel momento estremamente rappresentativo che era Roosevelt, hanno le idee piuttosto chiare su cosa sta succedendo. Lei ha toccato un tasto bellissimo, che il dollaro diventa la moneta dominante, comincia a diventare la moneta dominante, c'è ancora l'obbligo della base aurea, quindi i dollari devono corrispondere a un capitale in oro depositato presso la banca centrale, però viene rispettato. Come faccio a stampare tanti dollari e poi accumulare tanto oro, tanto quanto i dollari che ho stampato? In un momento di guerra dove nessuno controlla. Il resoconto verrà circa 16 anni più tardi, dove
De Gaulle dice agli Stati Uniti: io ti mando la carta, i tuoi dollari in carta, tu mi mandi l'oro. Gli Stati Uniti a questo punto pagano, però dice: l'ultima volta che paghiamo. Da questo momento la moneta vale per la domanda e l'offerta, cioè esattamente come un titolo di borsa, e loro lo sanno poi mantenere e faranno i movimenti che sono necessari, ma non sarà più necessario avere tanto oro quanto risponde la carta moneta. Questo. Il trucco degli americani è stampare tanta carta, nessuno controlla, e gira talmente tanto denaro che riescono a mettere in piedi delle industrie che altrimenti non sarebbero mai nate se fossero legate a un rigore carta-oro. Prego. Lei capisce che questo è anche un primo inizio di finanziarizzazione dell'economia? No, è un'altra economia. Mi scusi. È un'economia più sì, su quale base aurea sta in piedi l'euro? È staccata dalla merce, però attenzione, è come se prefigurassero quello che sarebbe successo una quarantina di anni dopo, ma questo comunque è un altro discorso. Certo, è un momento di cambio. È un capovolgimento dell'economia. Epocale. Certo. Allora, passiamo al secondo contributo. Sì, passiamo al secondo contributo, se la regia lo vuole proporre, dopo... L'incontro vero e proprio, cioè adesso parliamo del fatto come avviene e i personaggi come si incontrano. 27 novembre. L'aereo che trasporta il presidente degli Stati Uniti Roosevelt atterra nella capitale persiana alle 3 del pomeriggio. Poche ore prima, in gran segreto, è arrivato in città il primo ministro inglese Winston Churchill. Stalin e i suoi collaboratori sono arrivati il giorno prima da Mosca. 28 novembre 1943, ore 16. Ambasciata sovietica di Teheran. Stalin, Roosevelt e Churchill si ritrovano per la prima volta seduti a uno stesso tavolo. È probabilmente il più grande concentramento di potere politico mondiale che si sia mai visto nella storia dell'umanità, annota Churchill nelle sue memorie. L'unica volta che vidi Winston depresso fu al ritorno dalla conferenza dei tre grandi. È Teheran. E io dissi: ma che c'entra Teheran? Disse: per la prima volta a Teheran ho capito quale piccola nazione siamo. Disse: io sedevo là e con le lunghe zampe protese mi sedeva accanto il grande orso rosso. Fu quasi drammatico. Dall'altro lato c'era il grande bisonte americano, così lo definì, se ben ricordo. I tre capi di Stato non sanno ancora di essere gli obiettivi di un complotto nazista. Ad ordire un attentato contro di loro c'è Otto Skorzeny, l'ufficiale delle SS che pochi mesi prima è stato uno dei protagonisti della liberazione di Mussolini sul Gran Sasso. I servizi segreti russi e inglesi riescono però a sventare la minaccia. Il confronto fra i tre grandi può così iniziare. Damiano Fusaro, allora c'è anche un attentato che viaggia. Otto Skorzeny, che è quello che aveva appunto tentato che aveva riuscito anche a liberare Mussolini dalle prigioni del Gran Sasso, e che in realtà Otto Skorzeny avrà una vita molto particolare e terminerà comunque la sua vita poi in Spagna, dove creerà una specie di sistema segreto anche in Spagna, e addirittura gli faranno un processo siccome lui aveva indossato le divise degli altri stati, insomma praticamente lo assolvono e poi lui ripara nella Spagna franchista. Questa è la vita un po' particolare di Otto Skorzeny, l'attentatore, il tentato, diciamo, quello che doveva tentare questo attentato a Teheran. Tra l'altro Teheran viene scelta perché Stalin vuole fortemente avere un collegamento con lo Stato Generale russo, quindi costringe a un viaggio parecchio lungo. Consideriamo che Roosevelt in questo momento comincia già a avere i primi segni, insomma, della malattia, era già comunque debilitato, e già Teheran è abbastanza limitato, tant'è che i detrattori, e purtroppo questo è un tarlo che colpisce ieri come oggi, di utilizzare
le malattie delle persone come arma di contrasto politico, purtroppo qualcuno arrivava a dire anche che Roosevelt fu troppo leggero nei confronti di Stalin perché era malato, e questo soprattutto per gli altri incontri, ma già a Teheran si cominciava a vedere questo. Come detto però in precedenza, appunto, il vero sconfitto di Teheran è Churchill, che la vive molto, molto male, tant'è che vuole spiegare qual è la debolezza di Roosevelt nei confronti di Stalin? La debolezza di Roosevelt nel confronto di Stalin? Ma allora, diciamo, ripeto, per i detrattori di Roosevelt viene considerata debolezza. La domanda da farsi è: avrebbe potuto fare di più? Secondo me no, nel senso che è chiaro che per come si stanno muovendo le cose, per l'idea che ha Roosevelt, perché Roosevelt stava già teorizzando il concetto dei 4 poliziotti che avrebbero dovuto controllare il mondo. Credo invece che la strategia di Roosevelt era l'unica strategia che fosse possibile, di conseguenza io non parlerei di debolezza di Roosevelt nei confronti di Stalin, perché poi col se, col ma siamo tutti bravi, però sinceramente se proviamo a rivoltare la situazione, a immaginare il contrario con un atteggiamento magari più duro di Roosevelt, probabilmente non si sarebbe portato a casa il risultato finale, che era, ricordiamoci, comunque il primo risultato era quello di sconfiggere il nemico comune. Non che le potenze fossero amiche, diciamo che la solita teoria che il nemico del mio nemico è mio amico, in quel momento dovevano in qualche maniera convivere, e quando c'è la necessità di convivere, come tutte le trattative, bisogna essere più malleabili possibile. Probabilmente un muro contro muro non avrebbe portato il risultato finale. Professor Zanella, ma forse questo Roosevelt non era anche un idealista, aveva dei progetti molto più avanzati e non stava soltanto al gioco io sono più forte di te, ma anzi aiuta quello che sarebbe diventato il suo nemico poi quando al potere va, cioè viene eletto Truman. Sì, sostanzialmente si può riconoscere a Roosevelt una lungimiranza, una idealità, anche un'utopia di pensare a un mondo pacificato. Questo gli va riconosciuto, non a caso anche solo dopo l'incontro che si tenne sempre in quel cacciatorpediniere inglese, anche se mancava Stalin, un mese dopo la firma, quegli accordi fu comunque concessa da Stalin, questo primo accordo di Roosevelt appunto e Churchill, e quindi in questo senso crede, spera e lavora per questa idealità condivisa. Si può dire che una certa leggerezza, se possiamo attribuirla a Roosevelt, è quando, anche dopo nelle conferenze successive, quando vediamo che non batte ciglio di fronte alle richieste che formula continuamente la Russia, un po' perché ha visto dove sono i carri armati. Siamo in un teatro di guerra dove parlano soprattutto anche i fatti bellici del momento e la situazione è favorevole all'Unione Sovietica. Quindi Roosevelt non è neanche in una situazione ottimale per poter cercare di fermare o contenere le ambizioni di espansione che ha Stalin, perché queste sono evidenti. Ma un'altra cosa forse in cui si può vedere una leggerezza di Roosevelt è che è lo stesso partito repubblicano che vorrebbe invalidare gli accordi che lui ha sottoscritto perché è vittima della poliomelite, che può aver condizionato le trattative. Uno. Altra cosa, molto probabilmente quando di fatto vedremo a Yalta e poi a Potsdam avviene la conferma, la ratifica che tutta l'Europa dell'Est è attribuita, è riconosciuta come territorio ormai di conquista, di bottino di guerra della Russia, è in quel momento che forse avrebbe potuto fare qualcosa, ma non lo fa perché i paesi dell'Est erano stati comunque alleati del nazismo, erano stati comunque in parte complici del disastro geopolitico che era stato creato, e quindi
lascia fare, e prende atto di quello che Stalin gli mette sul piatto. Io credo che ci sia un Roosevelt molto idealista e un Roosevelt molto concreto. Allora Roosevelt non vuole una guerra come la prima guerra mondiale che casca sulla schiena degli americani. Gli inglesi, vabbè, si arrangiano, l'hanno già scaricato sulla schiena degli americani, quindi quelli che mandano all'attacco sono sempre truppe indiane, sono truppe marocchine, eccetera. Poi arrivano anche i soldati inglesi, ma arrivano dopo. Monte Cassino non è stato conquistato dalle truppe alleate, sono state truppe marocchine che per 3 giorni hanno avuto i pieni poteri di fare tutti i disastri che volevano, portarsi a casa quello che volevano, violentare donne e bambini, eccetera. Quindi questa era la tecnica militare, e la stessa tecnica la condivide anche Eisenhower, che non vuole, difatti la guerra americana è una guerra aerea. Fatta la guerra aerea poi c'è l'impossesso del territorio con le truppe, e difatti abbiamo un dislivello diciamo, un sacrificio umano da parte americana che arriva, compresi la guerra sul Pacifico, di 500.000 morti. L'Unione Sovietica ne ha 27 milioni. Cioè come se fosse dimezzata la popolazione italiana oggi. E non si può dire che... Ma Roosevelt ha anche un'altra fissa. Finita la guerra qui, chi è che mi dà una mano di là? Cioè il Pacifico lo tiene in secondo piano. Prima risolvo il problema. Prego, professore, mi aiuti. Allora, io trovo sempre, come dire, divertente l'idea che un presidente americano che vive quegli anni e in quel contesto possa essere idealista, realista. Cioè lui sta facendo una politica, come posso dire, realista sicuramente, idealista non lo so, non so neanche se era necessario. Allora, quello che ricordava lei, tecnologicamente... Scusi, in un momento storico diverso da oggi, l'uomo del New Deal, cioè, aveva un peso, allora, che in America in quel momento era poco percepibile. Infatti poi fu accusato di essere comunista anche lui. Senz'altro, solo che una questione è l'America dell'epoca, una questione è ciò che stava succedendo dall'altra parte del mondo, dell'Atlantico per l'Europa e nel Pacifico. Tenga conto che la tecnologia lo aiuta moltissimo, perché non soltanto con quella che qualcuno ha chiamato la filosofia del bombardamento, loro arrivano un po' dappertutto e hanno una forza specifica da questo punto di vista che altri non avevano. Dall'altra parte tenga anche presente che il vero colpo di scena poi è, per ciò che concerne la pacificazione, fra virgolette, del Pacifico, scusatemi il gioco di parole, è l'arrivo della bomba atomica, naturalmente. E quella è un'altra chiave tecnologica interessantissima. Questo per dire le cose come vanno dette. Poi torno al 1943. Il 1943 è anche l'anno in cui non soltanto Hitler e i suoi decidono la soluzione finale, ma è anche l'anno in cui già vengono presi contatti con lo Stato Maggiore tedesco, perché Hitler ha già finito la sua storia. Questo è, come dire, noto. Altri 2 anni di enormi conflitti, poi le guerre quando partono, a un certo momento partono e continuano da sole, poi finiscono in qualche modo, in questo caso sono finite sia per l'intervento americano, sia naturalmente per il grande sacrificio anche dei russi, perché se non c'erano le armate di Stalin e i carri armati, peraltro finanziati, pagati in buona parte dagli stessi americani, sul terreno concretamente non so come sarebbe andato a finire. Sì. Nonostante il generale Patton, che lei sa che muore in un modo molto strano, poi alla fine che la jeep si rovescia, secondo il generale Patton si poteva attraversare tranquillamente l'Elba e andare dall'altra parte e prendersi quello che ci si poteva prendere. Roosevelt a questo punto lo solleva dall'incarico addirittura, perché non vuole assolutamente che si discuta, che scoppi un'altra guerra, in particolare contro l'Unione Sovietica. Quindi questi sono i particolari da tenere presente, secondo me.
Roosevelt fa un bel lavoro, io credo che è stato un grande stratega, io credo che sia stato un grande stratega. Sì, perché allora passiamo un attimo in pubblicità, però poi torniamo sul Pacifico e vediamo l'influenza della Russia, l'influenza della bomba atomica, che è una cosa molto interessante. Però chiediamo ai nostri telespettatori, dobbiamo fare uno sforzo, lo storico deve fare uno sforzo titanico, perché deve calarsi in quel periodo là. È facile giudicare adesso, dire allora è andata così, è andata là. Io devo decidere in tempo reale, ma non so cosa succederà dopo, quindi uno sbarco in Normandia o passare attraverso le Alpi come voleva Churchill, ma ne parliamo tra un attimo. Tra poco, dopo la pubblicità.